Confimpresa presente nel mondo del lavoro, parliamo di questa iniziativa indirizzata ai disoccupati, ai giovani, alle borse lavoro. Chi si vuole inserire in un'azienda ha avuto la possibilità di fare attraverso una richiesta. Ecco, che tipo di possibilità ci sarà anche per le aziende che ne vogliono usufruire e che tipo di sbocchi avrà l'iniziativa? Allora, l'iniziativa si sviluppa in più fasi. La prima fase è quella che scade oggi, nella quale i giovani si devono accreditare sul portale della Regione e sull'ANPAL. Però tutto questo ha comportato un impegno notevole per noi che siamo un ente privato, per assistere soggetti che l'ente pubblico non riesce ad assistere. Cioè abbiamo la fila dietro la porta di persone che hanno trovato in noi una disponibilità di carattere sociale, ma squisitamente sociale, per assistere persone che non sono strutturate, non hanno i mezzi per poter accedere a questo tipo di risorsa, e la Regione, che avrebbe dovuto fare comunicazione politica, non l'ha fatta, come sempre. Cioè è una struttura che ha radici nell'Europa, perché è il Fondo Sociale Europeo che prevede queste politiche a favore dei giovani, e non solo, sono politiche di inclusione sociale che andrebbero, come dire, regolate meglio, andrebbero comunicate meglio, in modo tale che i soggetti deboli ne possano beneficiare, compreso le imprese che avranno l'opportunità di attingere a questo bacino che è già in via di costruzione. Spieghiamo esattamente qual è il beneficio. Il beneficio che le imprese possono, attingendo a questo bacino di giovani che si sono accreditati, giovani e non solo, perché fino a 65 anni, potranno attivare un tirocinio di 6 mesi, rispetto al quale i giovani riceveranno dall'INPS 500 euro mensili, e poter formare delle persone che poi potrebbero essere assunte in forma definitiva, anche perché le imprese poi assumono in forma definitiva avranno un beneficio di 14.000 euro fiscali per i 2 anni successivi. Quindi ritengo la misura una misura importante, e c'è un problema di vulnus di classe dirigente come sempre. La politica non sa fare il proprio mestiere.